tried to fight alone. 'Cause sometimes we just don't know. Ciao da Nicoletta, e questa sera vorrei condividere con te una pillolina che mi ha passato Samu, che sta registrando e che poi ci farà anche un bellissimo montaggio. La leggo in diretta con voi. C'era una volta un grande violinista, il suo nome era Niccolò Paganini. Paganini lo ripete, mi sembra, giusto anche il detto. Alcuni dicevano che era strano, altri che era angelico. Era capace di trarre dal suo violino delle notti magiche. Una sera il teatro dove doveva esibirsi era affollatissimo. Paganini fu accolto da un'ovazione. Il maestro impugnò il suo violino e cominciò a suonare nel silenzio assoluto. Brevi e semibrevi, cromi e semicromi, ottave e trilli che sembravano avere le ali e volare al tocco delle sue mani. Improvvisamente un suono diverso sospese l'estasi della platea. Una delle corde del violino di Paganini si ruppe. Il direttore si fermò. L'orchestra che accompagnava il violinista tacque. Il pubblico mutolì, ma Paganini non smise di suonare. Guardando la partitura, continuò a intessere melodie deliziose con il suo violino. Tuttavia, dopo qualche istante, un'altra corda si spezzò. Il direttore dell'orchestra si rifermò. L'orchestra tacque nuovamente. Paganini fu l'unico a continuare. Come se niente fosse, ignorò le difficoltà e continuò la sua deliziosa melodia. Il pubblico non si accorse di nulla finché non saltò con un irritante stridio un'altra corda del violino, e siamo a 3. Tutti attoniti esclamarono «Oh!». L'orchestra si bloccò, il pubblico rimase con il fiato sospeso, ma Paganini continuò. L'archetto correva agile traendo suoni celestiali dall'unica corda che restava del violino. Neppure una nota della melodia fu dimenticata. L'orchestra si riprese e il pubblico divenne euforico per l'ammirazione. Paganini aggiunse altra gloria a quella che aveva già e che già lo circondava. Ricorda quindi che la corda della perseveranza sarà ancora lì. Tenta ancora una volta. E ti leggo quello che dice come morale della favola. La vita non ti strapperà mai tutte le corde. La corda dimenticata, l'ultima corda rimasta, è quella che ti sorprenderà dandoti il miglior risultato. E che riflessione fare in diretta dopo aver letto questo? Sì, a volte succede che nella vita certe cose non vadano come vogliamo, a volte succede che magari proprio nel flusso degli eventi qualcosa si spezzi, qualcosa si rompa, qualcosa strida, qualcosa ci faccia male. Ci sono persone che alla prima difficoltà si immobilizzano, si arrestano, si fermano, oppure se continuano ad andare avanti memori di quella corda rotta, con il terrore che si possa rompere un'altra ancora. E guardano lo specchietto retrovisore, e invece i veri maestri, i veri campioni cosa fanno? Ottengono il meglio che possono da quello che rimane. E quindi cosa fare? Ok, continuiamo. Se qualcosa non è andato come avremmo voluto, se qualcosa non è così perfetto, così preciso, così bello come pensavamo che fosse, continuiamo. Magari potremo stupirci che dall'ultima corda rimasta, dall'ultimo evento, dall'ultimo sforzo che facciamo, possiamo trarre quel meglio e quelle risorse che non avremmo mai pensato di poter attirare. E quindi, quando ti si sono rotte le corde, tu hai continuato? O quando per una sola corda rotta ti sei arrestato e non hai più fatto un passo oltre? A te la risposta, il mio augurio è di andare sempre al di là e di continuare a suonare la bellissima melodia della vita anche con una sola corda, perché così quando le avrai tutte la melodia sarà ancora più grande. Ciao, ciao, ciao!